Si chiude con un miglio per cavalli di 3 anni di buonissimo livello. Il favorito è diventato ora Ippopotamo TQ, giocato e preferito ad Isidoro Zac, che era stato oggetto di movimenti di mercato in apertura di contrattazioni. Era sceso lui come favorito a 2,10, adesso invece i favori del pronostico sono per Ippopotamo TQ. Gli altri a quote decisamente più alte: 12 Johan Jet, 21 Iris MG, 14 Iena Fi, 21 Impressive Dance, 51 Inguar ASM. Macchina in movimento per l'ultima corsa del pomeriggio. All'1 Johan Jet Antonio Di Nardo, 2 Iris AMG Roberto Ruvolo, 3 Inguara SM Massimo Compagno, 4 Isidoro Zac VP dell'Annunziata, 5 Iena Fi Lorenzo Baldi, 6 Ippopotamo TQ Marco Stefani, 7 Impressive Dance Vincenzo Luongo. Allineamento che va a completarsi lungo la piegata di sinistra. Start prende velocità, si prepara al lancio. Iena Fi è la più veloce, va subito al comando. Al suo esterno Ippopotamo TQ, con Iena Fi in vantaggio sulla prima curva nei confronti di Ippopotamo. Poi Johan Jet che precede Impressive Dance, Iris AMG. Insiste Ippopotamo TQ all'attacco di Iena Fi, 14,1 i primi 200 metri e Ippopotamo alla fine passa. Dopo 300 metri Ippopotamo TQ è in vantaggio nei confronti di Iena Fi. Poi in terza posizione Johan Jet che precede Impressive Dance, quindi Iris AMG, Inguara SM e Isidoro Zac. I 400 iniziali se ne sono andati in un veloce 28,6, con Ippopotamo TQ sempre in chiara evidenza nei confronti di Iena Fi. Gli altri che seguono a 3-4 lunghezze: Johan Jet in terza posizione avanti a Impressive Dance e Iris MG, quindi ancora Isidoro Zac. Sotto alle tribune Ippopotamo TQ porta a casa un giro in 59,5, 39 i secondi 400 di gara, con la fila indiana che viene rotta da Impressive Dance che sposta all'esterno. Ippopotamo TQ è sempre in vantaggio su Iena Fi e Johan Jet. Il chilometro in 1,15 per il battistrada, sposta Iena Fi dalla seconda posizione, va all'attacco di Ippopotamo TQ. I due che dopo aver lottato sulla prima curva ritornano a duellare quando siamo a 400 dal palo, 14,5 di là, 1,29,5 tre quarti di miglio, e Ippopotamo TQ ha respinto la prima bordata di Iena Fi che prova a non mollare. Poi ancora Johan Jet che però galoppa avanti ad Impressive Dance, ha galoppato anche Isidoro Zac. La retta arrivo per Ippopotamo TQ che è in vantaggio, prova a tornare su esterno Iena Fi. Ippopotamo in vantaggio su Iena, Ippopotamo TQ che vince su Iena Fi. Al terzo posto finisce Impressive Dance. 1,13,3 con 28,2 a chiudere. Bel primo piano di Ippopotamo TQ, Marco Stefani per Mauro Baroncini, i colori della scuderia 30,40. Figlio di Nunzio e Camelia Griff, che dopo il bell'assunto torinese replica la vittoria sull'anello dell'Arcoveggio. Chiaro primo piano su Iena Fi che corre comunque molto bene, fa il secondo. Al terzo posto finisce Impressive Dance.